Allora, l'altra questione di grande attualità che accende gli animi, quindi vediamo se accendono i vostri o comunque vede partecipi anche i cittadini perché la toccano con mano, quindi al di là delle tasse da sborsare, un'altra questione è questa. È la questione degli arrivi, degli sbarchi che poi vengono un po' divisi nel territorio, ci sono tantissime persone, sono previsti dei numeri anche importanti più che altro per una recettività dignitosa della persona nei vari territori, perché a farli arrivare e poi metterli magari in un campeggio provvisorio è anche abbastanza ridicola la cosa. Per cui ci sono dei sindaci, levate di scudi di sindaci a livello trasversale politico, quindi a prescindere dall'appartenenza, proprio alla luce di esigenze o possibilità. Partiamo dalla signora, però tanto ognuno pensa in modo proprio e poi rappresentato un po' tanti modi di vedere. Come vede questa situazione? E la dichiarazione di Alfano, che da un lato dice dovete comunque accoglierli perché bisogna farlo, dall'alto della sua posizione e distacco della situazione attuale, ma dice anche fategli fare lavori socialmente utili senza corresponsione. Questa è stata un po' l'esclamazione, non so se ce ne sono altre ultime dell'ultimo minuto. Ma credo sia una situazione, è evidente sotto gli occhi di tutti che è un problema ed è un grande problema che l'Italia, lo dicono tutti, da sola non può gestire, quindi dovrebbe essere preso in carico dall'Europa. Questa è la premessa. L'Europa in questo momento sappiamo che non se ne occupa, dall'altro quindi bisogna mettere comunque in piedi un sistema per un metodo di organizzazione dell'accoglienza che dia una risposta in attesa che qualcuno si prenda carico come dovrebbe di questi problemi che non sono solo nostri ma sono di tutta Europa, perché se siamo europei lo dobbiamo far valere anche in questo. Certo, questo sistema che è stato messo in piedi finora non ha mostrato grandi, perché i sindaci alzano, levano scudi da tutte le parti, perché vengono a chiederci di ospitarli, così, di trovare strutture. Io penso ai piccoli comuni, non abbiamo strutture a disposizione. Allora, tutti siamo disponibili a sederci ad un tavolo, a discutere del problema. Io non sono di quelli che a prescindere dice no, non accogliamo. È un problema e va data l'accoglienza. Queste sono persone e quindi bisogna anche provvedere a questo. La modalità, quella scelta finora, non mi pare però quella più adeguata, perché sono arrivate qua, sono state concentrate le persone nelle uniche strutture, almeno dalle mie parti, che sono state rese disponibili, non c'è controllo assolutamente su queste persone che per gran parte tra l'altro prendono il largo, nel senso che si trasferiscono in altri, vanno via, vanno in altri paesi. Però ci vengono rispediti indietro perché adesso gli altri paesi sono molto attenti alle frontiere. Però molti delle nostre parti sono proprio partiti e sono riusciti ad andare nei paesi del nord Europa. Però il fatto che arrivi questa gente, che nessuno controlli, che non si sappia chi c'è, chi rimane, crea un po' di disorientamento e anche di insicurezza nella gente che vive poi. Esatto, proprio un esempio concreto di lei sindaco di un territorio, non so se voi ne avete ricevuti oppure no. Noi no, però abbiamo a Vittorio Veneto, c'è un centro che ospita un centinaio di... che non sono pochi, tra l'altro. Non sono pochi perché poi comunque circolano sul territorio, quindi bisognerebbe essere anche in grado di gestire queste persone, cioè non ghettizzarle dentro un luogo perché non diano fastidio. Se ci sono vanno gestite, ecco, questo dico. E purtroppo qui sì, ci sono le cooperative, è vero, che gestiscono, per carità. Anche lì bisogna controllare anche queste cooperative che poi magari non scoppiano dei bubboni fuori controllo, comunque vediamo. Voi invece? Beh, direi che c'è un problema di fondo che va gestito a livello internazionale ed è legato proprio alle partenze, arrivi e quant'altro. Insomma, qui, come ha detto la collega, la comunità europea non si dimostra unita, non dimostra, anche negli ultimi incontri che ci sono stati tra stati, mi sembra che le risorse messe a disposizione dichiarate siano veramente esigue rispetto a quanto dovrebbe fare la comunità europea. Questo è un problema nazionale, dovrebbe capito chi parte, perché appunto chi parte affronta anche spese di migliaia di euro, da quanto apprendiamo, per fare questi viaggi della speranza in maniera insicura, e quindi il tema andrebbe affrontato alla radice. Lasciando a lato questo e vedendo la situazione contingente, a livello locale va detto che i comuni non sono in grado di gestire, come è stato detto, questa situazione.
tanto ci sono questi arrivi, vengono mandate le persone, non si sa chi arriva, la proposta di farli lavorare magari così come Butad può anche trovare un seguito, però noi come comuni sappiamo che per far lavorare delle persone dobbiamo assicurarle, ecco, mi piace, noi comuni sappiamo, cioè questa cosa la dice il governo e noi comuni sappiamo, ancora di più dovrebbe sapere il governo che non puoi far lavorare senza una copertura assicurativa, cioè senza un controllo queste persone. Che poi il governo è magari il mandante dei controllori dei comuni, no? Nel senso che noi siamo iper controllati, però siamo responsabili civilmente, i nostri operatori esterni sono responsabili anche loro, i responsabili di servizio anche loro sono responsabili. Avere delle persone fuori non formate, non in grado magari di assolvere alle funzioni, noi ci troviamo in tantissimi comuni, c'è ormai un operatore esterno quando c'è, perché in altri casi dobbiamo metterci assieme tra comuni e questo operatore fa di tutto all'esterno. Immaginarsi di mettergli a fianco delle persone non formate che deve seguire e controllare diventa quasi impossibile. A maggior ragione noi come comuni stiamo aiutando anche dei casi sociali, spesso vengono inseriti insieme a questi operatori esterni dei casi sociali per farli crescere e reintrodurli appunto nel mondo del lavoro, per cui non possiamo accollare un ulteriore problema, anche se sarebbe giusto di fondo, nel senso la questione di fondo è lo Stato dice io ti ospito, garantisco la tua ospitalità, però almeno contribuisce a fare dei lavori gratuiti. Sì, questo secondo una logica di civiltà, di evoluzione culturale, cioè, ma dobbiamo partire dal loro presupposto culturale. Esatto, quindi bisogna capire anche poi queste persone che arrivano come sono abituate, che grado culturale hanno per convivere e quindi non è un problema secondario. Si può ragionare perché magari in alcuni casi può essere fatto. In altri devo dire che i comuni attualmente hanno difficoltà a garantire, come dicevo anche prima rispetto alla finanza, servizi locali ai propri cittadini e hanno difficoltà a chiudere i bilanci e hanno difficoltà a garantire sicurezza presso i comuni. E la questione chiaramente degli sbarchi, degli arrivi, dell'immigrazione deve essere gestita in maniera più puntuale a mio avviso, però a livello centrale con piena responsabilità. Dal livello centrale non possono allocare nei comuni e dire fateli lavorare. Poi anche un'altra cosa che si è verificata nel corso di questi tempi, ad esempio anche sulle strutture private, no? Viene chiesto ai comuni di attivarsi presso i privati per mettere a disposizione delle strutture, poi ci sarà un rimborso. In alcuni casi so che questo rimborso ha tardato moltissimo ad arrivare, mettendo in difficoltà gli stessi privati, per cui ecco, è un sistema che va ripreso alla radice, prendendosi la responsabilità ognuno per quanto di competenza, insomma. Ecco, ma poi il timore è di destabilizzare un equilibrio territoriale, no? Perché poi queste persone se non si riesce ad integrarle, a dargli un'occupazione, a creare una parvenza di normalità, si creano dei ghetti, insomma, quelli che poi si sono visti realizzare in tanti territori, insomma. Certo, soprattutto da noi nelle piccole realtà è chiaro che vanno ben distribuiti, perché se distribuiti in massa non sono gestibili nel grande ma soprattutto nel piccolo. Distribuirli bene però cosa significa? Potrebbe essere un'idea quella di allocarlo presso i privati, però ci deve essere comunque una supervisione di tutte queste situazioni, non possono poi essere abbandonati a se stessi perché i problemi possono sorgere ugualmente. Anzi, ancora più gravi in una zona residenziale, familiare. Appunto non vanno i privati poi lasciati unicamente, non si può delegare al privato la gestione di questo problema, anche per il lavoro, per l'impiego di queste persone in lavori socialmente utili o perché possono dare, che è giustissimo, perché loro diano un contributo, sono accolti, che diano qualcosa di proprio. Va anche qui però fatto un ragionamento molto specifico, molto concreto sul come attuare questa cosa, perché quello che si diceva prima sulla difficoltà noi ce l'abbiamo anche con le persone che scontano la pena, per esempio nel far fare loro i lavori. Va creato tutta un'organizzazione, vanno controllati, vanno seguiti, non possono fare qualsiasi tipo di lavoro, proprio per evitare che creino danni a se stessi e agli altri. Quindi tutto si può fare, ma va organizzato meglio e va gestito
con la partecipazione di tutti e non soltanto tirandoci addosso senza darci la possibilità di dire la nostra sul come fare, proprio perché sappiamo quali sono i problemi e siamo anche in grado di dire eventualmente come fare per risolverli, però tutto questo implica un maggior rispetto dell'autonomia, in questo caso dei comuni, non finanziaria, ma anche nella capacità di dare le soluzioni ai problemi. Certo. Per Vicenza, provincia di Vicenza, siete stati interpellati dal prefetto? Beh, per quanto riguarda l'area dove amministro io, al momento no, siamo stati contattati diverso tempo fa ancora inizialmente, poi non avendo strutture e un territorio abbastanza disperso, cioè con piccoli comuni e un territorio molto vasto, hanno probabilmente incentivato l'ingresso presso città o centri più grossi, insomma, quindi direttamente in questa fase no. Però la viviamo, diciamo, di riflesso dai colleghi, insomma, sindaci, e sentiamo i problemi per quel che hanno. vi riguarda? Beh, a Treviso siamo stati convocati tutti i sindaci della provincia e sono 95 i comuni, 3 volte almeno siamo stati convocati, però sono state poi alla fine riunioni inconcludenti perché si è esposto il problema, o meglio, si è esposto quello che il Ministero ha trasmesso in termini di quantitativi, brutto il termine, però flussi di persone che dovevano arrivare e quindi la necessità di trovare delle soluzioni per l'accoglienza. Le soluzioni sono state trovate principalmente grazie ad associazioni private, a cooperative, a parroci che hanno messo a disposizione strutture o altro, quindi devo dire che c'è stato un contributo molto importante di queste organizzazioni che hanno dato una grande mano al prefetto in questo caso a risolvere la cosa. Però, ripeto, il metodo anche qui è sempre stato quello che arriva dall'alto, ti pongono quindi non vi di fronte... sentite coinvolti? No, ci sentiamo coinvolti, ma solo per come una sorta c'è questo problema, dovete prendervi. A un certo punto avevano anche diviso il numero di persone che dovevano arrivare tot per comune. Avevano fatto una divisione in base al numero di abitanti. Sì, matematica. È chiaro che non può stare in piedi una cosa di questo genere, perché cioè, non ha proprio senso, non ha... ma è proprio un modo, non è un modo di risolvere le cose e non si risolvono semplicemente convocando tutti i sindaci quando c'è il problema nell'imminenza, nell'urgenza. Bisognerebbe appunto riuscire con le difficoltà di tutti, perché poi tutti viviamo le difficoltà nei nostri territori anche di gestire questo tipo di problema, per cui non nascondo che anche i sindaci a volte magari potrebbero essere più collaborativi rispetto a questa tematica. È tutto però un sistema che andrebbe preso in mano proprio con una mentalità un po' diversa, meno centralistica come dicevamo prima e più... Assolutamente. Ecco, la questione di ordine pubblico è stata toccata da alcuni, diversi anzi, sindaci di territori anche diversi. Cosa ne pensate? Beh, chiaramente, come dicevo prima, non conoscendo chi entra, non conoscendo la storia di tutti, c'è effettivamente è chiaro che timore. Tra le persone che arrivano ci possono essere persone che creano problemi, come è naturale dappertutto. Ma è una questione, cioè, è il fatto che le persone residenti, l'italiano si deve abituare a questo, oppure sono situazioni un po' diverse che forse non sfuggono dalla stessa conoscenza di chi fa certe dichiarazioni e non è dentro la realtà, perché sono culture diverse. Esatto, io credo che se uno la vive di prima persona ha modo di vedere quanto è difficile questa situazione, non è solo il fatto di adattarsi e dover accettare, bisognerebbe avere un'organizzazione, come si diceva prima. Allora, tutti capiamo il dramma di queste persone che si muovono per 1000 ragioni, no? E anche qua, ripeto, alla radice andrebbe capito chi si muove per cosa, e lì già forse qualche azione si potrebbe magari già mettere in atto, però nel momento in cui si concentrano persone con culture diverse, con modalità di vita diverse, ma non magari
per colpa propria, voglio dire, ma perché uno matura il proprio comportamento socialmente dove hanno vissuto prima chiaramente usanze, modi e quant'altro, magari la legge del più forte vige ancora da qualche altra parte, da noi magari vige una legge chiaramente più democratica della convivenza sociale, per cui è chiaro che questo, concentrando persone che hanno già problematiche proprie e con culture diverse, è inevitabile, io credo, che possano sfociare situazioni di pericolo di ordine pubblico. Anche queste però, se appunto limitate, prese per tempo e organizzate, probabilmente sarebbero minori magari in alcuni contesti. Su questo certamente la legge non aiuta. Io conosco moltissimi cittadini che negli anni scorsi, proprio per spirito di solidarietà, hanno dato in uso magari i propri locali anche a costi ridotti o a zero l'appartamento in affitto magari allo straniero, all'immigrato eccetera, per dare una mano. Si trovano adesso magari con l'appartamento distrutto, l'impossibilità a farli uscire, e questo è un problema. Sì, classica occupazione. Anche in casi in cui magari la persona che è arrivata, e questo peraltro si riscontra anche con certi italiani, comincia magari ad avere un lavoro e quindi una capacità anche di autosostenersi, però l'abitudine a sfruttare la situazione. Questo non va assolutamente bene, per cui anche qua, come ANCI, la voce la facciamo sentire, spesso vorremmo essere un po' più ascoltati. Ecco, quindi questo problema di essere ascoltati, di essere presi in parte, coinvolti, il coinvolgimento, quindi non solo mungere dal basso, ma cercare anche di rendere partecipi in modo democratico. Vediamo di affrontare anche questi temi subito dopo la pubblicità, tra poco.